Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Soltanto tu. Scusatemi, parlucchiavo, farfugliavo, andavo via farfugliando, ecco, dalla regia, perché giustamente mi mettono in mano tante cose, gli occhiali, questo piccolo coso che non so nemmeno come definire, il telefono, perché dobbiamo avere sempre il telefono a disposizione, eventualmente dovesse chiamare qualcuno ha priorità assoluta la chiamata, perché è così. Una volta il telefono era sistemato in un luogo preposto dove si andava quando suonava senza dar fastidio, oggi invece è prioritario, perché può succedere una cosa per la quale ti chiamano con grandissima urgenza e, come si dice, carpe diem, cioè il pesce non solo mercoledì e venerdì come spesso si usa in Calabria, ma anche a lunedì come ci accade per Minuscolo. E quindi da Luca Achito, da Francesco Errante, bentornati all'appuntamento con Minuscolo, la sollecitazione ad esplorarvi, ecco, a conoscervi, a porvi delle domande, direbbe quello là che fa la trasmissione di notte, che non mi ricordo nemmeno come si chiama, che fa delle domande intelligentissime, però questo va detto. Poi magari qualcuno lo può canzonare, lo può prendere in giro, però rimangono delle domande, belle domande che vanno pensate. E noi non facciamo delle domande, vi propongo, unitamente alla redazione di Minuscolo, che saluto e ringrazio anche per questa settimana per aver fornito valente contributo, non dimentico che siamo, infatti grazie, non dimentico che siamo in par condicio, e io che non sono mai stato propenso alla par condiciosità, non mi sono mai sentito un par condicioso, perché frequentando la satira non ho guardato, ecco, la provenienza di quello che poi in qualche modo ho trasformato in grottesco e fatto diventare corpo del mio messaggio, ecco, da inoltrare a tutti quanti voi, che ringrazio veramente con grande senso di riconoscimento e di gratitudine per la stima, la simpatia, l'affettuosità che manifestate nei miei confronti ogni volta ce n'è la possibilità. E qui, no, avevo pensato di far intervenire un mio amico che forse verrà candidato, se già candidato, però non può intervenire perché la par condicio, tu intanto prepara un curriculum, devi preparare un curriculum di modo che mancano poche ore, per cui prepara il curriculum, allora il curriculum deve essere governato. Boom. Ah, che è successo? Niente? No, sto tranquillo io. Benissimo, bene, perfetto. Allora, scusate un attimo, c'è stato un ammanco di energia, non la nostra, dell'energia elettrica, può accadere, e quando questo accade è veramente la prova del 9, è la prova del fuoco nel quale io mi sto letteralmente cuocendo, spero di non bruciarmi. Allora, preparare il curriculum, dicevo, preparare il curriculum per essere fra gli eletti, i possibili eletti, ecco, deve essere chi, dove, che cosa, come, quando e perché, cioè who, chi, when, quando, what, che cosa, where, dove e why, perché. Ecco, perché prepara il curriculum, dove lo prepara, non lo sai preparare. Vabbè, mettici paternità, il nome di tuo padre, e vedi che il curriculum è fatto. Ciò detto, entriamo subito, a proposito di padre e figlio, in quello che è l'aspetto, in questo caso di padre e figlia, in quello che è un aspetto di grande gioia che proponiamo proprio in apertura del nostro Minuscolo, ed è Te. Grazie Luca, fraternamente grazie come sempre.
è un maestro, un grande maestro, e fra l'altro questo cortometraggio nel quale c'è lui, il grande Gigi Proietti, affidato alla regia di Carlotta Proietti, insomma, prende un pochino le distanze da un certo mondo, quello che si sviluppa e si evolve nei casting, cioè nella selezione degli attori, degli artisti in generale, per poter poi comporre varie opere nel mondo della cinematografia, della televisione, insomma il casting. Scusatemi, pronto? 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 Signore e signori. Sì, signore e signore, signora. Bene, bene. Le telefonate... Comunque, io sono una persona anziana, dici? Sì. Molto anziana. Morta anziana, non ho capito signora, una persona morta anziana. Dico, no anziana poco, anziana Ah, morta. ecco, molto anziana, molto anziana. Va bene, è lo stesso, no? Certo, signora, ci mancherebbe. Allora, che Sì. è successo? Di. Che praticamente Sì, qui in dove io staio, sì. Dove lei abita? bravissimo, Sì. ma tu sei da Capello, Lei il tuo paese mio. Da dove chiama, signora, per dire se sono del suo paese? Perché io ti sento, ma non mi ricordi a cosa si chiama, però ti sento che me capisci, quindi vorrà dire che tu sei pure tu di qua, no? Di dove sono io, no? Ma signora, io ho studiato, quindi non mi è difficile, non mi è difficile capire quando la gente... Chiuda la finestra che fanno cancarene, via, bello. Pronto? Scusa, ho detto... Prego, signora. Hanno una puttana perché a me mi chiamano tutti Zia. Zia, cazzi e là. Allora, volevo ringraziare. Sì. Piano piano. Come si chiamano quelli che entrano nella casa in modo che te fanno pigliare una paura, uno scento? I ladri. Bravo. I ladri. Oh, mi veniva la parola. No, Volevo ringraziare tutti i ladri che Sì. sono venuti in questo paese dove io sto, Sì. perché il fatto che loro già sono tre case e a dove c'è su persone anziane e se fricano anche una cosa, si arrobano anche una cosa, non è niente. Perché se tu avessi chiamare una patente, non avessi pagare, perché poi loro si affezionano. E noi, persone, diciamo morte anziane o anziane morte, Sì. perché Molte. diciamo che oramai, quando c'è una certa età, è come un anziano non muerto, no? Perché sta sempre su un peronetto, Capisco. come un pavo d'ombrellone. Sì. E quindi volevo ringraziare, se guaglioni che vengono, se è vero, se fricano e ti riducono a casa che non ne parliamo. Sì. Però quantomeno noi persone anziane, morte anziane o anziane morte, Sì. abbiamo la possibilità di vedere di qualcuno. Certo, perché poi, Se no stiamo sempre su. chiaro, con gli impegni che ci Non sono... so se sono stata chiara. Chiarissima signora, d'altra parte sono le dinamiche della nuova famiglia, sono sempre impegnati, bisogna sempre uscire, sfaccendare a destra e a sinistra, insomma leccare su e giù, ci sono tante cose da fare nel corso della giornata. Ho capito, bello mio, vorrei tenere giù. Certo. Però, chi ne c'ha ditta che se dice ma musco e a femmine e gli vertuienno, a mattina e la sera a sa casa non c'è sta mai nulla. Chiaro. Ma invece te sta alla casa, se fanno torna in famiglia. Se i viaggi invece da abbandonare, si cassonetti vengono assistuti e quindi si fa di nuovo la famiglia e noi dobbiamo fare un ringraziamento ai ladri che solo in questo modo hanno fatto recuperare l'antico senso della famiglia. E dell'affetto e di tutte queste che me stare insieme.
bene. Io prego Per tutti. per tutti, Per prego. tutti. Va bene. E a butte per diuni, per ricchi e per poveri, Poveri. per gli nomadi e per le chi portano a quattro. Meno che cazzo mi si aiuta da ricordare. Va- Grazie signora. Giudia, Belen, Giuda sarà cancarena. Grazie. Statevi bene. Anche lei stia bene, grazie per la telefonata. Noi ovviamente diamo priorità alle vostre telefonate in qualsiasi momento esse giungano, così come diamo priorità ai nostri collegamenti allorquando sono pronti e capaci di essere promossi all'attenzione delle vostre pupille gustative. Il collegamento è con l'ospedale incivile dell'Ammucchiata di Pecorina da un pezzo, questo mondo di mezzo che ancora pervade il nostro quotidiano nonostante tutto, e c'è il signor Carmine che vedo già inquadrato in bassa frequenza, eccolo là. Signor Carmine, bentornato, signor Creola, Triele, Carme, Creolina, Trielina, Carmelina, Guglione, venitemi a togliere da questo sole che mi ci sto cuocendo, che mi si è dissiccato tutto il muso, tutto il palataro. Signor De Gen, saranno non mi riesce la impegnati. movica, né per Dio né per i santi. Capito, ma gli impegni sono tanti in un ospedale. Capito che sono impegnati, ma tu, un malato, l'inferno. L'inferno, tu lo puoi scordare a questa condizione. Vabbè, può Là non succedere. faccio cecchino. Venite, vedete se chi sa pianga è morto. Non ne hai capito perché ci hanno cangiato letto. Ci hanno messo tutti le alzate di Mogano. Di Mogano? Ma quello non è un letto, signor Carlo. Quello non è un letto, sicuro. Dici che non da water. Propenderei. Mamma mia. Venitemi. Creola, Triele, Carme, Carmelina, Trielina, Creolina. Non c'ho la forza né nei bracci e né nei gambi di spostarmi in questo sole che mi sta squadrando, mi sta abbronzando alla parte davanti e il culo mi rimane a bianco. E vedete, se chi è una sarma o è uno che sta buono, che capito? È dura, signor Carlo. Non c'è posto, Va bene. te ne fatto 2 tempi, non so se hai capito, perché c'è un primo tempo, un secondo tempo e volendo ci potrei fare pure un terzo tempo, ma poi ne parlavo quando ne vedevo torno a giocare di basket. Guarda, quando succedono le disgrazie si lamentano i pezzi di merda. Questi sono un'imprudenza che fa schifo. Che fa? Tempi d'attesa eterni, eternità che riempi degli scempi, empiastrati lembi diletti, ti diletti a non voler capire ire di dialetti retti, di insulti molti a te rivolti per i morti, mortificati dal tuo operato, mentre l'ultimo operato, paralizzato, attonito, fissa il solito nitore sui raggi metallici, licita disperazione, azione zero su quella sedia a rotelle, non può neanche più sputarti in faccia o guardare le stelle, ma la sua mente continuerà a danzare con quelle. Certo che è bello farlo di bello. A quello lì poi gli hanno salvato la vita. Quell'imbecille là. Colpiscono direttamente, dirette, precise, storie di vite recise, dal Veneto al Molise, si trascina il vento del male dentro il mio ospedale, pone la fine di ogni confine regionale, fino a cantare, proprio volare, anche su un'isola della penisola mare, non si può l'amaro crogiolarsi nel dare speranze col vantarsi di lauree, insite, site in luminose auree, di smorti neon, potrebbero ammazzarti per levarti un neo, se sopravvivrai parte lesa diverrai, ma che lesa vita rimarrai ancora non lo sai, in quale tribunale finirai per dimostrare che in un'Italia che rima con Equitalia non v'è equità ed è preceduta dalla mala la parola sanità, mala sanità. Se sopravvivrai parte lesa diverrai, ma che lesa vita rimarrai ancora non lo sai, in quale tribunale finirai per dimostrare che in un'Italia che rima con Equitalia non v'è equità ed è preceduta dalla mala la parola sanità, mala sanità.
È proprio la sofferenza, è proprio la sofferenza che ci arriva dallo mondo di mezzo. Per fortuna che è solo fantasia, sono cose che inventiamo, poi ci vuole poco a diventare leggeri sulle spalle altrui. Ecco, l'unico antidoto che comunque è certo è non ammalarsi al cospetto della mala sanità, e in questo ci riusciamo abbastanza bene, soprattutto trasportati dalle app, le applicazioni. Circa 6 milioni sono le applicazioni in giro nel mondo della rete, fra l'altro scaricando quelle che riguardano Teleeuropa Network avrete modo di incontrare tutto quello che è la nostra programmazione anche sul vostro smartphone. Ce ne sono 6 milioni, pensate che in cima agli utilizzatori di queste app il numero uno è il popolo cinese, poi c'è quello indiano, poi se non sbaglio c'è quello brasiliano, e poi arriva quello statunitense. Qua Trump si sarà imbestialito e dice: come? Noi non siamo i primi ad utilizzare le app nel mondo, è così. I cinesi al primo posto, gli indiani al secondo posto, i brasiliani che stanno più di 3 ore al giorno, quotidianamente 3 ore al giorno incollati alle applicazioni che scaricano con i loro smartphone. Ci ho detto, a proposito di applicazioni, ce n'è una molto interessante che arriva da Amazon, Amazon Go, il quale Amazon, questo potentato di vendite online, ha immaginato anche il supermercato del futuro, e il supermercato del futuro è quello dove si entra, prendi quello che vuoi, esci, e non vi anticipo nulla, vediamo il contributo filmato. Io non so se questa cosa funzionerà, sicuramente laddove è stato aperto e con l'energia che hanno gli americani, perché ci troviamo proprio negli Stati Uniti d'America, a Seattle, dove Amazon Go ha sperimentato dopo 5 anni nei quali ha assillato tutti quanti i suoi dipendenti a fare le prove, vai allo scaffale, prendi il prodotto, rimettilo di nuovo a posto, poi ritorna, riprendilo con queste telecamere, questa intelligenza artificiale che è quasi da paura, come le bombe intelligenti. Ecco, io ho lo stesso atteggiamento nei confronti dell'intelligenza artificiale, così come l'avevo di paura, di sospetto, ecco, come lo avevo nei confronti delle bombe intelligenti, quelle che chiedono permesso. Permesso, ci sono esseri umani? Non ci sono esseri umani? Benissimo, allora esplodo. Questa è la fandonia più esagerata che ci abbiano consegnato. Noi invece non vi consegniamo fandonie e vi diamo la possibilità di recarvi presso i vostri negozi preferiti per incontrarci e poter effettuare bene le vostre spese. Ritorniamo tra poco.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Che meraviglia mai fermarsi alle apparenze. In effetti è questo che gli amici della redazione di Minuscolo hanno inteso suggerirmi e d'altra parte ho accolto di buon grado la possibilità di condividerlo con tutti quanti voi. Grazie per essere ancora presenti, vi siete di già inoltrati nella seconda parte di Minuscolo, trasmissione di intrattenimento e che ha la presunzione, almeno diciamo che è una presunzione perché non c'è tempo per pensare, per confrontarsi, però abbiamo questa presunzione di poter suscitare qualche istante di confronto per dare di nuovo la possibilità a tutti quanti di poter riscoprire la bellezza dell'essere umano. Immaginate se Bonolis nella fretta avesse congedato così velocemente un incerto personaggio fino a quel momento sconosciuto che poi sarebbe diventato Luca Laurenti, non avremmo avuto la possibilità di godere di questo magnifico cantante, di questo magnifico artista, perché poi l'autoironia fa di Luca Laurenti un personaggio che secondo me, unitamente alla nostra redazione, era meritevole di potersi consegnare totalmente alla vostra attenzione. E così abbiamo fatto proprio per dire quanto è importante sia non fermarsi al primo aspetto, quanto è importante sia lo stare insieme e diciamo quello che apparentemente potrebbe apparire una perdita di tempo, poi invece si rivela l'evento assolutamente proficuo per una buona condivisione, per una buona complicità, per costituire la comunità, è quella che ha bisogno di essere ricostituita, la comunità da munus. Munus è il dono, com munus, comunità, e quindi darsi, donarsi qualcosa gli uni con gli altri. Immagino i quartieri, immagino i piccoli negozi che sono momenti di incontro quotidiano dove la gente si vede, si saluta, si concede negli affetti, negli affanni, nelle gioie della propria esistenza. Ecco, queste isole che stiamo tentando in qualche modo di realizzare ogni giorno con grande impegno, affidando il nostro unico modo di comunicare a mezzi elettronicamente stupefacenti, ma che ci privano dell'odore dell'essere umano, del tatto con l'essere umano, della visione dell'essere umano occhi negli occhi. Non mi stancherò mai di ripetere quanto è importante sia la comunità, quanto è importante siano i quartieri in seno alla nostra società, quanto è importante sia l'accoglienza, ma di accoglienza ne dovremmo parlare in modo diverso da come solitamente se ne parla, no? A ridosso di quelle che sono le ondate migratorie che vengono considerati degli eventi eccezionali. Niente di più sbagliato se continuiamo ad immaginare gli eventi migratori come eventi occasionali, eccezionali, appunto come dicevo. Oramai vanno messi a sistema, come l'intelligenza dell'essere umano avrebbe dovuto già da secoli mettere a sistema il fatto che è previsionabile lo spostamento delle masse umane laddove c'è una attrattività, un'appetibilità del territorio per le migliori condizioni di vita. Tutto questo non può essere immaginato occasionale, eccezionale ed emergenza, come accade per esempio in queste ore dopo l'incendio della tendopoli avvenuto a Reggio Calabria. Si corre ai ripari, è giusto che così accada tramite la protezione civile, tramite la regione, tramite la provincia, i comuni, tramite tutte le umanità che possono essere sollecitate ad essere da conforto, da dono, cum munus, dono da dare, da offrire, senza il classico e oramai antesignano do ut des di ogni nostro agire. E quindi
è bello immaginare che gli uomini possano muoversi sul globo terracqueo e non apparire come degli invasori, come degli intrusi, quando l'intelligenza della nostra governance, della governance mondiale, darà spazio all'umanità per come l'umanità merita, certamente ci sarà un progresso. Quanti di voi, quanti di noi sanno che da 17 anni ininterrottamente in Afghanistan c'è la guerra? Ecco, ogni giorno c'è la guerra. Voi ne avete sentito parlare, se non nelle ultime ore, perché ci si è recato in qualche modo il pensiero di Papa Francesco e ha ricordato agli esseri umani quanto importante sia il ricordo della Shoah ebraico e quanto importante sia, in virtù del ricordo delle nostre cattiverie, delle nostre nefandezze, modificare il nostro comportamento nel quotidiano, altrimenti diventa un ricordo che non ha il peso che invece effettivamente merita di avere nella nostra quotidianità. Non ci sono latitudini e longitudini che differenzino l'importanza della vita e dell'essere umano. Detto questo, però, l'essere umano produce anche dei danni, e a proposito di danni, Justin Cunningham, un ingegnere aerospaziale, poi ha deciso di diventare un divulgatore scientifico, si è messo in giro per il mondo e ci propone degli errori di ingegneria veramente eclatanti, offrendo anche poi la soluzione, perché l'ingegno intercetta la problematica e la risolve, altrimenti ingegno non è. Più energia pulita per tutti. L'ingegneria serve proprio a questo. Sì, a risolvere i problemi, perché quando l'ingegno punta a una problematica riesce ad attingere certamente una o più soluzioni per risolvere la stessa. Poi però, dopo aver costruito un parco eolico di queste dimensioni, ci si imbatte nella impossibilità, molte volte economica, finanziaria, di poter ottemperare a delle modifiche, tal che errori ingegneristici di calcolo, come in questo caso, possano essere in qualche modo leniti se non cancellati completamente. Poi è il dio danaro che comanda tutto quanto lo svolgersi delle nostre attività. Sempre di più questo dio danaro diventa egemone del nostro presente e chissà anche del nostro futuro. Chiaramente l'augurio è che ciò avvenga con scarsa redditività e che possa invece essere alta la redditività dell'essere umano nei confronti di tutti quanti gli esseri viventi e quindi anche nei confronti di se stesso. E quanto di più difficile abbandonare i nostri atteggiamenti, ecco, di rivalsa, di reazione nei confronti degli altri, ovvero di noi stessi. Perché? Perché sentirsi soli, anziché consegnarci la tranquillità della comunità di altri nostri simili che ci stanno intorno, ci consegna la paura di chi ci sta intorno. Quindi la comunità è da abolire, la condominialità è certamente da non preferire alla monofamiliarità, ammesso che esista ancora il senso vero e profondo della famiglia. A tal proposito sono tante le problematiche che affliggono il nostro quotidiano e noi, sempre in collegamento con lo mondo di mezzo, apriamo questo nuovo momento, questo nuovo spaccato della irrealtà. Ecco, perché noi in par condicio, essendo io un par condicioso proprio di natura, non vengo meno ovviamente a quelle che sono le prescrizioni, proprio la legge prevede e quindi prego col collegamento. Grazie Luca, come sempre Luca Achito puntualissimo e popolo egizio, scusami errante, tu non mi conosci, non mi conosci proprio. Sì, Ti no. posso rassomigliare a qualcuno, ti arrassomiglio a qualcuno. Diciamo che un minimo di rassomiglianza la riscontro. Allora, La riscontro. fin del dopo del 4 di marzo, 4 marzo 2018, dimenticati
questa rassomiglianza? Per quale motivo, caro errante? Lo dicevo poco fa, per la par condicio. Bisogna... Super partes. Adesso io, da faraone quale mi sento e sono, Sì. mi rivolgo a popolo, a popolo. Questo dio faraone come Isiride? Osiride. Che, scusami errante, Sì. mi hanno chiavato in giro in mano questi due elementi che mi hanno detto che simboleggiano per una divinità egizia, quale mi sento sono Fui e Farò, passato e futuro, Fui e Farò. Sono, che cosa rappresentano, oh interlocutore errante della peregrina terra, mortificato nei pensieri dalle parche e dalle parche ondice? Ecco, rappresentano il segno del potere, il bastone, il segno del comando, la forza della divinità proprio, il potere, ecco, il comando. Allora aiutami tu errante, visto che io ho un colino e un mestolo. Secondo te, non essendo diciamo i bastoni del potere, che cosa... Non guardare. Lo so, però hai capito che mi sta cercando tu a me o guardando già lui. E dimmi, in Ma il cosa faraone possono non rappresentare il potere, il colino e il mestolo o mestolo che dirsi lui se lo voglia a se stesso? Allora, il mestolo potrebbe raccogliere le problematiche, ecco, e poi attraverso il colino ottenere la liquidità, i liquidi. E di modo che rimane soltanto il meglio di quello che si prende dalla famazza, poi rimane diciamo la fezza all'interno del colino ed esce il liquido attraverso cui il vostro grande faraone, la vostra divinità sta pensando di risolvere i problemi che affliggono gli egizi, che sono quelli che hanno il busto proteso in avanti e formando un angolo di 90 gradi con le gambe, che poi trovano nelle braccia l'appoggio sulla terra antica e le sue mentite spoglie, e poggiandosi e inginocchiandosi formano questa magnifica figura inginocchiata e genuflessi in avanti, che potrebbe ricordare antiche forme geroglifiche trovate nelle antichità, nonché nelle piramidi o faraoniche. E quindi noi dobbiamo risolvere un problema importante, tanti problemi importanti. Dimmi tu, oh errante, umile interlocutore di basso lignaggio, al quale io mi rivolgo in rispetto di quella che è la bassezza dell'umanità e l'altezza della divinità. Dimmi tu, errante, quale problema pensi che i faraoni, il grande faraone, risolve? Oh faraone, per quelli che stanno a Pecorina, risolviamo il problema dell'abitazione. Oh errante, allora ho pensato tanto, i miei tempi non sono i vostri tempi. I tempi non sono i vostri tempi. Che? Oh, il telefono è la cosa più importante. Sì, ma chiama dopo. Molto dopo, che adesso ho tanto a che fare, il faraone. Anche nella diretta Ciao. si risponde al telefono. Grazie, Scusami. faraone. Scusami. Non guardi. Scusatemi. Non devi guardare in camera. Divinità, lei allora, è la divinità. Io ho pensato che sono questi problemi che debbono affliggere il popolo. Allora investirò tutte le mie ricchezze per produrre luoghi
dove la gente può stare, la cosiddetta edilizia, nell'edilizia, che mi sa che è un termine che ancora non hanno nemmeno inventato, Infatti. e che l'edilizia popolaia. L'edilizia popolaia vedrà una mia creatura che sarà lunga e che collega due sponde, di modo che si possa passare in questo magnifico faraonesco luogo da una sponda all'altra quando si vuole, senza che nessuno ti ci metti becco e senza che nessuno ti critica. E costruiremo questo grandissimo ponte che ci avrà il pennone, che ricorderà fallichi simboli, proprio per suggerire non tanto la preminenza di genere quanto la preminenza della vita. E quindi, una volta allestito questo ponte, al di sotto del ponte troveranno alloggi, coperture e vie discorrenti e compagnie belle con le quali ancora continuare nelle vie a discutere. Tutta la gente che oggi non possiede una casa troverà sotto il ponte del faraone la possibilità di poter finalmente sentirsi a casa propria. Sotto un ponte sei a casa tua. È questo il messaggio che voglio lanciare a tutti quelli che, creando un angolo di 90 gradi tra il busto e le gambe e trovando appoggio sui bracci che è così che si va, è così che sarà. Grazie Faraone, grazie Faraone. Ecco, noi ci siamo svincolati con questo atto di fantasia, ecco, dalla realtà, per essere sempre rispettosi della par condicio, e quindi continueremo a frequentare con la fantasia questi mondi splendidi fino a che il tempo ce lo concederà, perché lo sapete, a me mi agita quando arriva questa cosa. Aspetta, scrivi il nome di tuo padre sul curriculum che lo mandiamo, basta quello. Il tempo è tiranno e tiranno è finito. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.